L'ha strangolata e poi ha infierito sul volto con delle canne. Daniele Gatto, giovane disoccupato di 28 anni, ha ucciso così la fidanzata Delina Bruno, anche lei disoccupata, rinvenuta cadavere oggi nelle campagne di Lamezia Terme. Il giovane non ha ancora ammesso il delitto, ma ha raccontato una versione dei fatti che coincide con la possibile dinamica. Forse la decisione della donna, che avrebbe compiuto 27 anni proprio oggi, di porre fine alla relazione avrebbe indotto il ragazzo a picchiarla e poi lasciarla nelle campagne. Il bar di Largo Ecce Homo a Mesoraca era diventato una centrale di spaccio di cocaina. Per detenzione ai fini di spaccio e detenzione illegale di munizioni è stato tratto in arresto il gestore Giuseppe Grimaldi, 30 anni, con piccoli precedenti di polizia. Il blitz dei carabinieri della compagnia di Petilia Policastro è scattato sabato scorso dopo aver notato un insolito via vai di ragazzi nei pressi del bar per un tempo di permanenza troppo breve anche per la consumazione di un semplice caffè. Festa di Halloween al reparto di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. Sotto l'occhio stupito e a volte un po' spaventato dei piccoli degenti si sono susseguiti clown, streghe e perfino la cattiva della carica dei 101 Crudelia De Mon, i quali hanno allietato la mattinata dei piccoli ospiti con giochi, musica e tanto divertimento. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione ML Events per dare la possibilità ai bimbi ricoverati di festeggiare la ricorrenza dedicata alle streghe. Seconda tappa della rassegna internazionale La Grande Musica per il Cinema, promossa dalla Fondazione Politeama di Catanzaro. Ad andare in scena ieri sera il nuovo recital di Tosca, la cantante e attrice romana, dedicato al cinema. Zoom è il titolo dello spettacolo e prosegue il viaggio itinerante nel teatro canzone di Tosca, un percorso emozionale all'interno del quale la cantante reinterpreta alcuni celebri brani tratti dai più importanti capolavori cinematografici del passato.